Smartphone e tablet sempre più compagni nella vita di tutti i giorni. In Italia ci sono 11 milioni di utilizzatori di internet da dispositivo mobile. Per loro sarà più facile prendere il taxi grazie a un'applicazione sviluppata da Confartigianato Veneto. Ivan De Menego. Si chiama AppTaxi, è una piattaforma integrata con il web e promette di cambiare le abitudini degli utenti delle auto bianche. Vuoi prenotare un taxi in modo semplice senza attese al telefono o spese telefoniche? Vuoi chiedere un taxi ma non conosci il tuo attuale indirizzo? Basta uno smartphone o un tablet e fare tap sull'applicazione AppTaxi. In pochi istanti il sistema identifica la posizione e la invia in tempo reale all'autovettura più vicina. La rivoluzione che mette il taxi a portata di mano, anzi di dito, viene dal nord-est. La firma il consorzio Radio Taxi promosso da Confartigianato Veneto. È un'applicazione che si rivolge ai nativi digitali, quindi a tutti quei soggetti che utilizzano un device tipo smartphone o tablet e che sempre di più in futuro faranno parte della dotazione dell'utente che è in viaggio sia per lavoro che per turismo. Sono oltre 11 milioni i potenziali utilizzatori dell'applicazione, scaricabili gratuitamente dal sito apptaxi.it nella doppia versione Android e iPhone. Dalla prenotazione dell'autovettura per il giorno successivo alla possibilità di esprimere un voto sul tassista una volta terminata la corsa, la app mette a disposizione dell'utente un set completo di strumenti. Si rivolge a tutte le tipologie di utenti in quanto è possibile attraverso una classificazione della richiesta utilizzare un taxi per trasporto disabili piuttosto che un taxi con carta di credito, piuttosto che un'autovettura con 6 o 7 posti. AppTaxi è utilizzabile a Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, ma anche a Roma, Arezzo, Chieti, Pescara, Prato, Siena e presto in molte altre città. Il progetto mira infatti a trasformare l'applicazione nel riferimento digitale per trovare taxi in tutta Italia. Il successo di queste iniziative è la standardizzazione, ovvero un'unica applicazione che funziona in più ambiti territoriali, in modo che l'utente è semplificato da richiedere un taxi a Roma piuttosto che nella Toscana, piuttosto che in Veneto o in Lombardia. Dal 9 al 10 novembre la app dei tassisti di Confartigianato Veneto sarà presente alla Fiera Europea del Taxi di Colonia. Dopo le convenzioni con le altre realtà italiane che hanno aderito al progetto, sono addirittura d'arrivo una serie di accordi per portare i taxi di Germania e Austria nel futuro digitale.